Sono sui colli orientali del Friuli, una zona di grande pregio per la produzione dei vini. L'azienda è la Monviert, un'azienda antica ma nuova. Ascoltando la storia capirete anche il senso di questa affermazione che sembra paradossale ma invece non lo è. Monviert è il nuovo nome dell'azienda agricola di Spessa di Cividale nei colli orientali del Friuli, fino al 2018 nota come Ronchi di San Giuseppe. Iniziata dal capostipite Franco Zorzetti, la tradizione vitivinicola dell'azienda negli anni è stata sempre tramandata in famiglia al figlio Fulvio, ai nipoti Stefania, Alessio e Chiara, che oggi gestiscono l'attività. A marzo 2019 l'azienda, pur mantenendo inalterata la gestione familiare, cambia il nome in Monviert, che in friulano significa Monte Aperto, un omaggio alla chiesetta situata sulla sommità della collina, che regala una visuale aperta sui vigneti e il panorama dei colli orientali. Il piccolo edificio, edificato nel 1522, è stato restaurato dalla famiglia nel 2004 ed è diventato il testimone della tradizione del vino coltivata da 3 generazioni, unite dalla stessa passione. Il cambio di nome in Monviert segna una nuova tappa nell'evoluzione dell'azienda. Dopo uno storico passaggio negli anni 90, con cui la seconda generazione inaugura la vendita del vino in bottiglia, nel 2019 la famiglia introduce accanto ai vini già conosciuti e consolidati sul mercato la linea di vini di selezione Monviert, che dà anche il nome all'azienda, caratterizzando un nuovo corso dell'attività. Significativo anche il cambio di logo, che sottolinea il legame con il territorio, richiamando la chiesetta della tenuta e il suo decoro a rombi, oltre ai grappoli, i vigneti e le colline. Stefania, quali sono le linee di produzione della vostra azienda? Allora, all'interno dell'azienda abbiamo la linea Monviert, naturalmente selezione, come prima ti dicevo, che all'interno troviamo la ribolla, il Sauvignon, il friulano, lo schioppettino e il refosco, e poi abbiamo la classica, quindi la linea di tradizione, quella che noi abbiamo sempre prodotto da molti anni, che si chiama Martagona. Come mai questo nome? Perché deriva comunque dal fiore del giglio, che è il simbolo di San Giuseppe. Quindi qui ci rileghiamo sempre alla tradizione della famiglia che è legata al nome San Giuseppe. Benissimo, adesso andiamo a conoscere uno per uno questi prodotti dell'azienda Monviert. Allora, inizio a presentarvi la linea selezione della Monviert col friulano, perché comunque il friulano è il vino rappresentativo della regione e che racchiude proprio tutte le caratteristiche della nostra terra. Su questo friulano particolarmente viene coltivato in un unico pezzo che si trova alle spalle dell'azienda, la collinetta proprio alle spalle, e tutte le piante hanno più di 20 anni. Qui abbiamo un processo di criomacerazione per proprio esprimere al massimo i profumi e gli aromi. La caratteristica principale di questo friulano è un forte sentore di mandorla tostata sia al palato che al naso, quindi è un ottimo abbinamento su quelli che sono comunque affettati e prodotti tipici della regione. Il secondo prodotto che vado a presentarvi invece è la ribolla gialla. Questo è uno dei prodotti che sono più venduti anche al di fuori della regione e nasce comunque dalla facilità di abbinamento, perché questo suo lato fresco e questa spiccata acidità aiutano anche, soprattutto nella stagione estiva, ad abbinare questo prodotto con tutto quello che è sia l'aperitivo che il pesce, comunque i crostacei e i pesci delicati. Poi ultimo bianco abbiamo il Sauvignon, ma non ultimo per importanza, perché comunque è uno dei prodotti in cui l'azienda ha creduto di più. Non è il classico Sauvignon, è un Sauvignon per lo più proveniente dalla parte collinare, quindi ha dei sentori di pompelmo rosa ed è molto più adatto magari a un abbinamento con l'asparago o con i pesci comunque molto saporiti. I rossi invece iniziamo con il refosco dal peduncolo rosso, che fa un passaggio in legno di 1 anno e un affinamento a partire dai 6 mesi in bottiglia. Qui abbiamo un sentore di mora e di prugna secca che comunque si fondono perfettamente con dei sentori di spezie come il garofano. Qui come abbinamento gastronomico va perfetto quello con la selvaggina e con brasati di carne o carne alla griglia. Bene, e ultimo ma non meno importante rosso abbiamo lo schioppettino,
e anche questo fa comunque 1 anno di affinamento in botte di legno e un minimo di 6 mesi in bottiglia. Qui abbiamo comunque sempre le note di sentore di frutti rossi come la moria, la prugna secca e amalgamati con le spezie, ma più verso il pepe nero e il pepe bianco. Come abbinamento gastronomico vi consiglio comunque selvaggina, questa volta invece di piuma, oppure carne di vitello.